È passato un anno da quando abbiamo purtroppo dovuto chiudere i musei per la prima volta, era l'8 marzo, e a un anno di distanza abbiamo scelto di riaprire con una mostra dedicata a un progetto speciale che mette proprio a fuoco quello che fanno i musei. In questo anno di pandemie abbiamo aperto, abbiamo chiuso, abbiamo riaperto parzialmente. Ma in tutto questo, quello che fa un museo rimane, ed è quello di fare memoria di quello che sta accadendo, del nostro contemporaneo. E per fare memoria di questo abbiamo utilizzato proprio questo tempo per raccogliere testimonianze, oggetti, immagini che raccontassero questo anno di pandemia, per poter elaborare meglio il nostro presente, ma anche per poter passare alle generazioni future un patrimonio di memoria che aiutasse poi a diventare più consapevoli di quello che è ancora l'evento che stiamo vivendo, e quindi di fare delle scelte per il futuro che siano maggiormente sostenibili. Allora, l'iniziativa nasce per mettere in mostra il progetto Istantanei dal presente. Istantanei dal presente è un progetto che ha due anime. La prima è quella del progetto fotografico di Daniele Macca, intitolata Il rumore nel silenzio. L'altra anima invece testimonia il tempo del Covid, che è iniziato come una call il 14 di aprile, in cui noi abbiamo chiesto alle persone di raccogliere fotografie, oggetti, testi e interviste per raccontare come era cambiata la loro vita al tempo del Covid. Nel corso dei mesi abbiamo raccolto oltre 120 testimonianze, tante sono appunto provenienti da diverse parti d'Italia, molte riguardano i bambini. In effetti la sala dove ci troviamo in questo momento raccoglie proprio le testimonianze dei più piccoli, che mossi dalle insegnanti o dai genitori hanno raccontato come hanno vissuto la loro quarantena. Il progetto si è svolto in collaborazione con l'AISO, Associazione Italiana di Storia Orale, e l'Istresco di Treviso, e vede la curatela scientifica, oltre che mia, anche di Elisa Bellato, che è un'antropologa, e di Chiara Scarselletti, che è un'esperta di storia orale. Siamo arrivati a oltre 120 testimonianze, tra fotografie, alcune le vediamo alle mie spalle, testi di gruppo che sono stati realizzati da un laboratorio di scrittura autobiografica dell'UTEM, l'Università della Terza Età di Montebelluna, ma anche canzoni. All'interno della mostra proprio risuona la canzone Tempo di dare un tempo, che è il modo in cui la comunità italo-brasiliana e discendenti dagli italiani in Brasile e i brasiliani che sono in Italia hanno voluto partecipare, raccontando come loro hanno avviato questo progetto di amicizia all'interno del Covid. Allora io, andando in giro per lavoro, ovviamente faccio il vostro lavoro, ho capito questa cosa a Treviso, in Piazza dei Signori, in cui c'era un silenzio che andava oltre il silenzio al quale eravamo abituati. Però questo silenzio era interrotto da rumori che provenivano dalle finestre della piazza, e da lì ho capito che all'interno delle case, delle abitazioni, c'era un mondo che era in fermento e che qualcosa in quel momento stava cambiando. La gente non poteva uscire e io sono entrato nelle abitazioni delle persone che potete vedere qui, e ho avuto la fortuna di poter parlare con loro, documentare questo cambiamento attraverso le mie fotografie.